Buone notizie sui contagi in provincia di Agrigento, in netto calo. Intanto i carabinieri sospendono l'attività commerciale a un noto locale cittadino. Ancora attese in Sicilia per la zona bianca. Nostra intervista al sindaco di Ribera su ospedale centro Covid. Buone notizie per la strada statale Agrigento-Palermo, al via la progettazione della Castelvetrano-Gela, ad affermarlo il vice ministro Cancelleri. Convention di Sicilia Vera, il movimento di De Luca, prove di un nuovo centrodestra. Continuano i messaggi di solidarietà verso le TV locali. Cerimonia al Senato in ricordo del politico siciliano, onorevole Macaluso. L'Akragas è impegnata fuori casa a Marsala, una panoramica delle serie minori. E benvenuti con l'appuntamento quotidiano del nostro telegiornale. Positivi i dati relativi ai contagi nella nostra provincia, come ci comunica il commissario dell'ASP Zappia, che continuano a diminuire al di sotto dei 400 i soggetti positivi. L'ospedale di Agrigento ritornerà alla sua normalità. Centro Covid resterà solo quello di Ribera. Al primo appuntamento di ottobre vorrei far parlare i grafici e i dati, perché oramai avrete un po', vi siete abituati alla mia sequenza e riuscite a leggerla molto meglio di me, e cercheremo di focalizzarci solo sui punti che conoscete e che interessano giorno dopo giorno per monitorare l'andamento della pandemia. Allora, il pachiderma lo vedete che è sceso al di sotto dei 400, quindi significa che nella nostra provincia abbiamo 400 meno di 400 positivi. Se guardiamo un attimo i ricoveri, vedete che abbiamo solo 2 pazienti a Ribera in medicina, 2 in rianimazione, 17 ad Agrigento. Vi comunico che naturalmente adesso Agrigento verrà man mano restituita ai pazienti no Covid, e invece Ribera rimarrà per decreto fino al 31/12 un ospedale Covid, così come da dichiarazione di pandemia. Guardiamo anche gli altri dati a cui siete abituati. È riscomparsa la Sicilia, e questo è un dato strano che sembrerebbe un po' in controtendenza, perché stanno scendendo un po' tutti gli indicatori. Vedete che invece la Sicilia scompare dal grafico, perché l'incidenza della Sicilia significa il numero di nuovi casi settimanali che abbiamo in Sicilia è più alto che nelle altre regioni, addirittura fuori scala. Nonostante questo, voi avete visto, e vedremo adesso meglio ancora, che il numero di positivi continua a scendere e il numero di ricoverati continua a scendere. Questo significa semplicemente una sola cosa: che il vaccino funziona. Quindi non abbiamo da fare 1000 discorsi difficili, noi abbiamo un numero di positivi che è alto, ma abbiamo un numero di ricoveri che continua a decrescere. Se è vero che 2 più 2 fa 4, anche qua significa che è un'ulteriore prova che i vaccinati sono protetti, anche se è vero che ogni tanto possono diventare positivi, però nella stragrande maggioranza dei casi sono protetti, tant'è che la stragrande maggioranza dei ricoverati sono non vaccinati. Vorrei un attimino guardare con voi qualche nota dolente, e questo è il grafico dei vaccini. Vi ricordate, una volta mettevamo 5.000 vaccini al giorno, 4.000 vaccini al giorno, adesso non è più necessario, perché guardate, la scala è 2005 vaccini, ma noi siamo arrivati a 1.000 vaccini al giorno in tutta la provincia, quindi purtroppo ancora lo zoccolo duro di chi ha paura, non dei Novax, perché i Novax storicamente sono 2-3%. Qui invece abbiamo, soprattutto nella fascia 40-60 anni, abbiamo 20%, anche di più, di persone che non si vaccinano, e non si vaccinano per paura del vaccino. Ed è una cosa legittima e comprensibile, non è assolutamente da condannare. L'unica cosa sulla quale mi permetto di insistere è che i danni dal vaccino rispetto ai danni del Covid, se si prende, sono infinitevolmente più bassi, per cui corre di più il rischio chi non si vaccina
e lo vediamo nei nostri ospedali, rispetto a quello che si fa il vaccino. Vorrei veramente trovare il modo per far sì che la gente si convincesse di questo, che ovviamente non è un'opinione, è una constatazione che si basa sui dati che noi abbiamo adesso sempre più consolidati. E intanto continuano i controlli da parte dei carabinieri di Agrigento in merito all'attività del Covid-19. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento hanno ispezionato diversi locali del centro storico ad Agrigento per verificare l'osservanza delle misure imposte dalle norme previste per la zona gialla. Particolari criticità sono state rilevate nei confronti del locale Moio di Piazza San Francesco, ove gran parte degli avventori erano assemblati tra loro senza l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e senza rispettare le distanze delle norme di sicurezza. Per tale violazioni è stata proposta la sospensione dell'attività commerciale per 30 giorni, considerata la recidiva per le medesime infrazioni riscontrati nei weekend scorsi nell'ambito di analoghi servizi di prevenzione. Ancora 14 giorni di attesa per passare alla zona bianca, confermata la zona gialla per la nostra isola. Intanto migliorano i dati in generale in altre zone d'Italia. Il servizio di Cairone. Ancora 14 giorni di attesa per vedere spuntare il bianco in Sicilia, sperando che nel frattempo aumentino le vaccinazioni e diminuisca il numero dei contagi e magari scelgano di vaccinarsi quanti ancora resistono, compreso qualche Novax pentito. Intanto la zona gialla per la Sicilia è stata confermata per un'altra settimana perché la norma, ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Bausaferro, prevede che siano trascorsi 14 giorni con i parametri sotto la soglia della zona gialla. In Italia i dati sono confortanti e indicano un miglioramento e un calo dei ricoveri. Questo si deve al successo della campagna vaccinale e al comportamento prudente degli italiani. Purtroppo è esclusa la nostra isola, dove i comportamenti lasciano ancora desiderare, con gente sorpresa senza mascherina, con gli assembramenti ovunque e titolari di esercizi commerciali che non si curano affatto di far rispettare le regole ai clienti. Da qui la necessità di incrementare i controlli, di non abbassare assolutamente la guardia se si vuole raggiungere l'obiettivo della zona bianca. Così come stanno le cose, forse è meglio attendere ancora. E sul futuro dell'ospedale di Ribera, diventato centro Covid provinciale, sui progetti in cantiere della città delle Arance, a un anno dalla sua elezione avvenuta lo scorso 4 ottobre, abbiamo ascoltato il primo cittadino di Ribera, avvocato Matteo Ruvolo. Sindaco, ecco, si discute tanto di Covid a Ribera, una situazione in ospedale. Qual è attualmente, la situazione all'ospedale, anche perché il futuro di questa importante struttura? Ma la situazione relativamente al Covid in generale a Ribera è migliorata nelle ultime settimane, sia in termini di soggetti positivi, siamo soltanto a 3 soggetti positivi con altri 4-5 che sono in isolamento fiduciario presso la propria abitazione, e anche i ricoveri in ospedali adesso sono molto limitati, abbiamo soltanto pochi ricoveri, fortunatamente soltanto uno in terapia intensiva. Per quanto riguarda la struttura è stata potenziata dal punto di vista dei reparti, abbiamo l'unità operativa complessa di malattie infettive, si sta lavorando perché possa aggiungersi quella di pneumologia, stanno arrivando medici e sanitari, perché avere le strutture, avere le unità operative ma non avere il personale serve a poco, e in questo l'attenzione del direttore Zappia dell'ASP negli ultimi periodi è sempre più cresciuta. Il problema che abbiamo è oggi pomeriggio c'è un tavolo
tecnico e quello che riguarda invece il centro di emergenza. Sono stati stanziati per il pronto soccorso generalista, cosiddetto generalista, 180.000 euro per dei lavori, considerato che il pronto soccorso ordinario che avevamo è stato dedicato al Covid e quindi l'esigenza è quel comprensorio che non è soltanto Ribera ma abbraccia tutti i comuni vicini, dalla montagna alla vicina Caltabellò e alla vicina Cattolica Eraclea, è quello di avere un punto di emergenza che possa soddisfare le esigenze, di modo che si possa anche alleggerire la situazione del pronto soccorso della vicina Sciacca, dell'ospedale di Sciacca. E voglio ricordare che siamo un distretto unico, Sciacca-Ribera, ma è chiaro che se si inflaziona tutto su Sciacca, anche là vanno in crisi e quindi la risposta sanitaria alle nostre comunità lascia a desiderare. Quindi è fondamentale che partino quanto prima i lavori per il pronto soccorso generalista dell'ospedale di Ribera, così che questa struttura possa avere un punto di emergenza importante e poi arricchirsi delle altre specialità che già sono state stabilite con atto deliberativo. Qualche altra novità in seno alla sua amministrazione attiva, Sindaco? Ma stiamo lavorando per far partire con l'inizio del nuovo anno scolastico immediatamente la mensa. Doveva partire il 4, stamattina il dirigente dell'ufficio tecnico mi chiama e mi avvisa che c'è un problema nella struttura dell'impianto di gas e quindi si ritarderà di una settimana il tempo di provvedere a sistemarlo. Spero di aprire quanto prima l'asilo nido e poi stiamo lavorando a dei finanziamenti importanti, quello di efficientamento energetico di un importante istituto comprensivo, la Don Bosco Navarro, si metterà in efficientamento energetico la struttura della Don Bosco per 180.000 euro, sto lavorando alacremente perché si possa ottenere, è già stato deliberato in giunta regionale, il finanziamento per la riqualificazione dello stadio Nino Novara per 1.600.000 euro, bisognerà affidare l'incarico per il progetto esecutivo e stiamo lavorando anche alla riqualificazione di alcuni siti, alcuni quartieri della nostra città, stiamo predisponendo un progetto di riqualificazione, c'è già uno studio di fattibilità, si darà l'incarico per il progetto esecutivo per la riqualificazione del quartiere di Via Tevere che tantissimi anni fa, circa 25 anni fa, è stato colpito da una frana ed è diventato un ricettacolo per extracomunitari che spacciano. Notizia delle ultime settimane di un intervento di un blitz che ha sgominato una banda di spacciatori che si annidavano in quelle palazzine abbandonate. Si sta lavorando anche alla realizzazione di progetti che possano riqualificare l'ex mercato ortofrutticolo e poi l'impegno che voglio portare avanti con tempestività, con tutte le difficoltà del caso, è quello di allargare il centro di raccolta dei rifiuti, cercando di spostarlo dalla isola ecologica dove si trova ora e che inquina un intero quartiere, quello del cosiddetto quartiere Rinascita o Cozzo di Mastro Giovanni, in un'altra zona che abbiamo individuato e che è fuori dalla città. Ci sono tutti questi lavori in cantiere, si sta lavorando, certo. Abbiamo la carenza di personale, abbiamo la carenza di risorse umane qualificate. Oggi siamo qua ad Agrigento proprio per parlare di questo insieme al Presidente del Consorzio Universitario, all'assessore Zambuto, al Professore Ruisi, a Sua Eccellenza il Prefetto, cioè quello di poter far partire una qualificazione continua, costante delle professionalità all'interno delle strutture burocratiche dei comuni, perché la difficoltà maggiore che ho trovato in quasi un anno, in questi 11 mesi di mio mandato, non è soltanto quella economico-finanziaria che ho trovato disastrata, ma soprattutto è quella di un personale che non risponde in pieno ai criteri, ai principi di efficienza. Sindaco, un'ultima domanda, parlando di Ribera si parla di arance, di Washington Navel. Ecco, qual è la situazione nel settore e se farete qualcosa in vista, come solitamente avete fatto, diciamo, gli altri anni? Sicuramente sì, si preparerà, già c'è un progetto che vuole continuare a promuovere, ma in maniera intelligente, la nostra arancia, che rappresenta la nostra eccellenza.
La situazione, devo dire, è migliorata negli ultimi anni e nonostante la pandemia le imprese agricole hanno registrato un incremento di fatturato e la produzione, anche quella attuale che comincerà ai primi di novembre, sembra farci ben sperare, c'è un ottimo prodotto, un ottimo frutto e quindi l'agrumicoltura continua ad essere il motore trainante della nostra economia. Legato a questo va affrontato con serietà ed impegno il problema dell'acqua, dell'approvvigionamento idrico per uso irriguo. Dobbiamo garantire ai nostri agricoltori, alle nostre imprese agricole, perché si possa continuare ad avere futuro e a programmare e non vivere di emergenze, l'avere certezza nell'approvvigionamento per usi irrigui. C'è stato un incontro con i dirigenti del consorzio, si aggiornerà un tavolo tecnico la prossima settimana proprio per fare il punto sui progetti che si stanno presentando in questa direzione. Li abbiamo esaminati preliminarmente, ci sono 2 progetti importanti che potrebbero assicurare il fatto che la diga Castello, che l'invaso che garantisce l'acqua al territorio e al comprensorio riberese, perché non è solo Ribera ma è un intero comprensorio che produce agrumicoltura di qualità di eccellenza e frutticoltura di qualità di eccellenza, l'approvvigionamento costante, tranquillo, sereno, che deve passare necessariamente attraverso la stipula di una convenzione tra l'Enel, che è il concessionario di alcune dighe tipo la Raia di Prizzi, oltre che del Gammauta, il consorzio di bonifica della regione siciliana, perché voglio ricordare a tutti che la famosa legge Galli disciplina che l'acqua serve prima per usi umani, poi per uso agricolo ed infine per usi industriali, quindi è necessario garantire l'approvvigionamento idrico e poi garantire un'interconnessione tra dighe che possa far stare sereni gli agricoltori e gli imprenditori agricoli di poter programmare le proprie stagioni dedicate alla produzione o della frutticoltura, delle pesche nel territorio di Bivona, dell'olio, quindi dell'oliva nel nostro territorio, ma soprattutto del nostro prodotto di eccellenza che è l'arancia. E a Gela una donna è stata arrestata con 2 pistole trovate nella cintura dei suoi pantaloni, in casa un fucile e strumenti per ascoltare le conversazioni. Ciò è avvenuto grazie anche al fiuto del cane Iocco, il servizio. È successo a Gela qualche giorno fa, una donna è stata arrestata con 2 pistole trovate nella cintura dei pantaloni e in casa anche un fucile e strumenti per ascoltare le conversazioni. Quindi è stata arrestata dalla polizia, le armi sono state sequestrate dagli agenti della squadra mobile di Caltanissetta e del commissariato. Il loro ritrovamento è avvenuto durante una perquisizione scattata dopo una segnalazione fatta alla polizia. È stato permesso, grazie al fiuto del cane Iocco, specializzato nell'individuare armi ed esplosivi dell'unità cinofili della questura di Catania. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe nascosto le armi per conto di altri. Nella casa sono stati sequestrati anche un fucile ad aria compressa che sarà sottoposto ad accertamenti al fine di verificare se potenzialmente offensivo in quanto modificato e anche alcuni strumenti elettronici per la captazione di conversazioni. La 31enne, su disposizione della procura di Gela, è stata immediatamente condotta in carcere. Arrivano notizie incoraggianti nel breve e medio periodo per la strada statale Agrigento-Palermo. A presto verranno eliminati anche i semafori esistenti e quanto ci ha dichiarato il vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancellieri, intervenuto a un convegno a Porto Empedocle sullo sviluppo del porto. Buone nuove anche per la progettazione della Castelvetrano Gela che attraverserà anche la nostra città. Seguiamo l'intervista al vice ministro. Arrivano notizie incoraggianti nel breve e medio periodo per la strada statale Agrigento-Palermo. A presto verranno eliminati anche i semafori esistenti. E quanto ci ha dichiarato il vice ministro alle infrastrutture onorevole Giancarlo Cancellieri, intervenuto a un convegno a Porto Empedocle sullo sviluppo del porto. Buone nuove anche per la progettazione della strada Castelvetrano Gela che attraverserà anche la nostra città. Si deve sempre di più ovviamente investire in questa zona. Oggi credo che facciamo il punto proprio di quelle che sono le lavorazioni, a che punto sono arrivate e soprattutto dei nuovi soldi che arriveranno. C'è tanta provincia di Agrigento per quello che riguarda insomma, gli investimenti delle infrastrutture del Ministero, una provincia che ha bisogno di grandi attenzioni. Io spero di avere
dimostrato come il Governo nazionale abbia voluto davvero mettere a punto anche una strategia attraverso i tavoli tecnici in prefettura, il coinvolgimento di tutti i sindaci. Ovviamente adesso sulle infrastrutture noi puntiamo maggiormente, non solo quelle portuali, che ovviamente sono una linea strategica fondamentale anche in vista di quella che deve essere poi il prolungamento verso il Nord Africa delle nostre attività anche commerciali, e Porto Empedocle ovviamente farà la sua parte nella strategia appunto dell'autorità portuale, ma soprattutto anche per quello che riguarda l'implementazione delle infrastrutture qui in terra. Si fa un gran parlare della Castelvetrano-Gela, dell'autostrada da Castelvetrano a Gela, e proprio qualche mese fa abbiamo annunciato il progetto di fattibilità tecnica e economica con il finanziamento di 15 milioni di euro appunto per fare la progettazione sia dei due lotti che riguardano la tangenziale di Agrigento, e Porto Empedocle ovviamente è all'interno di questa attività, e poi il primo lotto, la Castelvetrano-Sciacca, che finalmente vede l'allungarsi dall'altra parte. Fa il paio con la tangenziale di Gela, dove ovviamente anche dall'altra parte stiamo cominciando a ricollegarci. C'è tanto da fare, ancora tantissimo, perché sto cercando di far capire al RFI quanto importante sia anche la chiusura dell'anello ferroviario, in questa zona ne hai bisogno, però oggi arrivano ad esempio 100 milioni di euro per l'implementazione e il miglioramento del collegamento ferroviario da Palermo ad Agrigento e fino a Porto Empedocle. Questi sono soldi freschi messi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vogliono lanciare un segnale molto importante a questo territorio. Quindi andiamo avanti in questo modo, andiamo avanti con le leggi che semplificano gli investimenti, dando la possibilità ai sindaci, a tutti gli enti territoriali di poterli spendere velocemente bene, e ovviamente quando ci sono momenti come questo è anche il momento di lanciare la palla in avanti, di prendersi delle nuove responsabilità. Quindi siamo qui proprio perché vogliamo descrivere uno scenario nuovo. Io credo che si sia visto onestamente il nuovo cambio di passo che c'è stato, e noi vogliamo puntare moltissimo su questo, il porto di Porto Empedocle, soprattutto alla luce del fatto che con la legge, con l'ultimo decreto che abbiamo approvato il mese scorso, abbiamo fatto rientrare anche il porto isola di Gela all'interno dell'autorità portuale. Questo che significa? Significa che si sta cominciando a fare una strategia di rete fra flussi industriali, commerciali e flussi turistici che verranno spalmati su questo territorio, su questa costa, e che ci devono proiettare come Paese Italia lì proprio all'interno del Mediterraneo. Quindi nuovi sviluppi all'orizzonte su nuove strategie che il Governo nazionale sta mettendo in atto attraverso i presidenti delle autorità portuali, senza dimenticarci delle necessità e delle ambizioni dei territori. Sull'Agrigento-Palermo. Sull'Agrigento-Palermo, sulla strada ormai siamo davvero ad un punto molto importante. Abbiamo risollevato quello che era un cantiere morto, stiamo rimettendo finalmente a segno una serie di questioni. Il mio imperativo assoluto è quello di togliere tutti i semafori che in questo momento ci sono entro la fine dell'anno. Abbiamo ancora qualche criticità per quanto riguarda gli scorciavacche, ma che vogliamo risolvere. Voi sapete quanto la mia tenacia e la mia testardaggine, fatemela definire in questo modo, sia volta davvero a dare un segnale molto forte a tutti quei sindaci che con grande coraggio stanno rappresentando i territori di quella zona. E spesso l'entroterra, io sono figlio dell'entroterra, sono spesso dimenticati dalle politiche regionali e nazionali, e io credo di aver dato invece un segnale di grande attenzione rispetto a questa cosa. Entro la fine dell'anno apriremo cospicui pezzi di strada e daremo davvero un segnale molto importante di come la modernità sia arrivata anche in quel territorio. Dobbiamo poi mettere a bando però nuovi progetti. Vi parlavo della Castelvetrano-Gela, come vi devo parlare anche di tante strade interne come la Mare Mondio, come tante altre che si devono sviluppare in questo territorio. Agrigento ha bisogno di avere un massiccio focus di infrastrutture che servono, e con il tempo riusciremo a mettere a disposizione prima i progetti, perché questa è la grande carenza che c'è stata. Io sono arrivato al Ministero e non ho trovato progetti per la provincia di Agrigento come per tanti altri territori siciliani. Quindi prima saziamo la sete di progetti, sui progetti possiamo costruire poi i piani di finanziamento che servono. Su questo sono convinto che nei prossimi 2 anni faremo un grande iter e al prossimo governo nazionale, quello del 2023, riproporremo finalmente un pacchetto di progetti pronti e da finanziare e cantierabili, che saranno finalmente da dover accettare. Poi sarà la politica a dover spingere. Al via la convention di Sicilia Vera, che si intesta politicamente al sindaco di Messina, onorevole Cateno De Luca. Tanti gli amministratori locali che si sono recati all'evento, sia della zona messinese che delle altre parti della Sicilia,
Diversi e qualificati gli interventi in corso che si sono registrati pur nella loro diversità politica, ma che è servito anche a creare un reale momento di confronto politico. Al via la convention di Sicilia Vera che si intesta politicamente al sindaco di Messina, onorevole Cateno De Luca, tanti gli amministratori locali che si sono recati all'evento sia della zona ionica che delle altre parti dell'isola, diversi e qualificati gli interventi in corso che si sono registrati pur nella loro diversità politica, ma che è servito a creare un reale momento di confronto, considerando anche le fibrillazioni che ultimamente si sono create nell'alveo del centrodestra tra le varie candidature che si propongono come alternativa all'attuale governatore Nello Musumeci, come quella di Minardo della Lega, dello stesso Catena De Luca, leader del movimento che si ispira a Autonomia e Libertà. Tra gli interventi quello dell'agrigentino e vicepresidente dell'ARS, onorevole Roberto Di Mauro, nella sua qualità di segretario regionale del Movimento per la Nuova Autonomia, che ha affermato come è necessario iniziare a programmare interventi strutturali che ci consentano di ripartire con strumenti più idonei ed efficaci. Del vice ministro Giancarlo Cancellieri, che si è soffermato sul problema dei rifiuti. Non possiamo più continuare ad affidare un settore così delicato alla gestione dei privati. Del parlamentare europeo di Fratelli d'Italia Raffaele Stancanelli, che ha posto l'accento sull'importante scommessa che la Sicilia oggi si trova a dover affrontare con i fondi del PNRR, non nascondendo la perplessità di saperli spendere, essendo la Sicilia ferma solo al 38% di spesa attualmente. L'onorevole Figuccia, tra gli intervenuti, già deputato dell'ARS, recentemente transitato alla Lega di Salvini, che ben conosce la macchina amministrativa locale. Insomma, un bilancio positivo della prima giornata che può far ben sperare per il futuro al fine di creare qualcosa di nuovo per la politica siciliana. Si parla di fondi comunitari, ma anche di saperli spendere nella maniera più adeguata per la Sicilia. È ovvio che ci vuole una classe dirigente fatta da amministratori. La Sicilia non è amministrata da anni, ecco perché noi oggi ci proponiamo di governare la Sicilia perché abbiamo alle nostre spalle, quindi un'esperienza di amministrazione. Questo è il tema e naturalmente sindaco di Sicilia significa proprio questo, fuori i politici, politicanti, amministratori che ovviamente si facciano carico anche di tutto ciò che non si è fatto in questi anni. Si comincia a parlare anche delle prossime regionali. Noi già abbiamo aperto la campagna elettorale perché giochiamo d'anticipo, non abbiamo ovviamente le strutture blasonate di certi partiti, abbiamo gli stuzzicadenti, ma con questo siamo nelle condizioni di avviare un percorso che sicuramente ci vedrà protagonisti. Perché? Perché il quadro ovviamente è frastagliato e anche perché è chiaro che ormai la Sicilia e i siciliani non sono più assolutamente contenti di una classe politica che finora ha prodotto solo chiacchiere. Quindi dal buon Crocetta che è stata una iattura a Musumeci che è stata una sciagura. Basta. Secondo lei è possibile cominciare a pensare alle giuste sinergie? Questo è il tema vero, noi oggi apriamo un confronto a tutto campo, non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno, porremo temi e su quei temi delle scelte da fare. E continuano le attività di riurbanizzazione del quartiere di Fontanelle ad Agrigento con l'iniziativa denominata Fontanelle Lab, organizzata dall'Istituto Comprensivo Anna Frank, dall'Accademia Belle Arti Michelangelo, dal Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme e il Laboratorio di Ceramica. Seguiamo le interviste ai protagonisti a cura di Giovanna Neri. Un workshop di Fontanelle Lab, il laboratorio di ceramica, il muro che vediamo alle sue spalle diventerà simile a un quadro di Van Gogh. Sì, continuano le attività di riurbanizzazione, potremmo dire, del quartiere di Fontanelle. Questo è uno degli ultimi atti, il laboratorio di ceramica, ai quali partecipano l'Accademia di Belle Arti, di cui noi facciamo parte, la Michelangelo di Agrigento, il Comitato di Quartiere di Fontanelle e la scuola Anna Frank. In questo muro noi cercheremo di renderlo quasi un riflesso del paesaggio circostante, da cui si vede proprio di rimpetto. Avrà i colori caldi di un paesaggio mediterraneo,
al tramonto, ma chiaramente con la visione dell'arte e ovviamente con una cifra stilistica che è stata fornita dal mio collega, che è il professor Alfonso Rizzo. Come si articolerà il laboratorio? Noi ci vedremo qui ogni venerdì pomeriggio a partire dalle 16. I bambini ci aiuteranno, ci daranno una mano innanzitutto a sviluppare i progetti, seguiranno con noi la realizzazione anche dell'applicazione delle piastrelle e soprattutto insomma cercheremo di colorare, di dare colore e vita al quartiere. Professore, lei ha curato il progetto, quali sono i contenuti? Allora, ovviamente, come diceva il mio collega, ho voluto dare, stiamo cercando di dare un po' di vita a questa zona che io sinceramente non conoscevo. Saranno appunto, questo progetto quando l'ho realizzato, come diceva il mio collega, ho cercato di mettere dei colori caldi ma allo stesso tempo questo in un certo senso sarà un paesaggio che speriamo che riusciremo a farlo attirare dai ragazzi, dai bambini e anche dalle persone non solo, anche adulte. Sarà una sorta di mosaico che porterà la firma dei ragazzi del quartiere? Sì, anche. Ovviamente è un lavoro molto complesso, però noi metteremo tutto il nostro impegno e l'animo. Ripristinato il divieto di panificazione nella prima e terza domenica di ogni mese. Si partirà da domani, domenica 3 ottobre. Il provvedimento varrà fino al 15 giugno del 2022. Tornano dunque in pieno vigore le disposizioni di legge sulle disposizioni relative all'attività di panificazione. A confermarlo è l'assessorato alle attività produttive del comune di Agrigento. Le amministrazioni, afferma l'assessore Picarella, attraverso gli organi di controlli preposti, vigileranno sulla corretta applicazione del decreto che prevede le sanzioni previste dall'articolo stesso dello stesso decreto. E continuano ad arrivare attestati di solidarietà all'associazione TV Locali dell'Arrea, a cui la nostra emittente fa parte, diretta dal presidente, l'ingegnere Antonio Diomede, verso le TV locali e il ruolo che in questi 40 anni hanno svolto nel territorio cittadino, in cui hanno operato fino adesso, dai tempi della liberazione delle frequenze con la sentenza della Corte Costituzionale. Continuano ad arrivare all'associazione TV Locali dell'Arrea, diretta dal presidente l'ingegnere Antonio Diomede, messaggi di solidarietà verso le TV locali e il ruolo che in questi 40 anni hanno svolto nel territorio in cui operano. Dai tempi della liberazione delle frequenze con la sentenza della Corte Costituzionale, tanti anni sono passati, era lontano 1976, a oggi le aspettative purtroppo sono cambiate, l'entrata in vigore dei colossi del 5G, la loro voracità nell'acquisizione delle frequenze della banda dei 700 MHz destinata sempre alle TV locali diventa sempre più illimitata. Oggi l'etere è stato depredato a quei soggetti che negli anni lo hanno utilizzato con tanto di concessione ministeriale rilasciata. Tutto quello che è stato non conta più. L'etere è stato ceduto alle reti nazionali Rai, Mediaset e 5G, le TV locali rottamate d'imperio. Ritirati anche gli atti amministrativi concessi. Saranno pochi a continuare a trasmettere, solo le TV delle grandi lobby. L'informazione scomparirà dai schermi televisivi. Oggi vi proponiamo il sostegno della vedova di Luciano Pavarotti, Adua Veroni, e del parlamentare Marco Rizzo. Ho saputo che stanno chiudendo diverse stazioni radio e televisive che io ritengo essere molto importanti per la diffusione di artisti di qualsiasi genere, anche perché nelle località ci sono tante realtà, nelle piccole località ci sono tante realtà che se non vengono diffuse attraverso queste radio, queste televisioni, nessuno conosce. Per cui mi auguro che si torni indietro da questa decisione che il governo sta prendendo. Come si forma il nostro pensiero, la nostra opinione sulle vicende? Parli con l'amico, parli con la moglie, vai a scuola, vai nel luogo di lavoro, vai al bar, ma questi pensieri come vengono convogliati, come nascono, come si orientano? L'informazione è fondamentale e chi ha in mano le chiavi dell'informazione
ha in mano la chiave del nostro pensiero, formano il loro pensiero sui giornali, pochi ormai, sulla rete, sulle televisioni, sulle modalità dell'informazione generale. Queste modalità si stanno stringendo, le maglie si stanno stringendo, stiamo arrivando anche lì a una globalizzazione e concentrazione della forza dell'informazione nelle mani di pochi. Dovrebbe accadere esattamente il contrario, ed è per questo che siamo molto preoccupati sulla libertà dell'informazione. Nutrirsi, vestirsi, con un tetto curarsi e istruirsi, un'assistenza legale e umanitaria, ricevere e dare corretta informazione. È stato ricordato ieri con un convegno dal tema Emanuele Macaluso, una vita di sinistra, che ha visto la presenza anche del Presidente della Repubblica Mattarella. L'evento si è svolto presso la sala capitolare del Senato. Nel corso del convegno vari e qualificati gli interventi, tra questo quello del Presidente del Senato Maria Alberta Casellati, quello di Giuliano Amato, Vicepresidente della Corte Costituzionale, e di Francesco Giasi della Fondazione Gramsci, il servizio. È stato ricordato ieri con un convegno dal tema Emanuele Macaluso, una vita di sinistra, che ha visto la presenza anche del Presidente della Repubblica Mattarella. L'evento si è svolto presso la sala capitolare del Senato. Nel corso del convegno vari e qualificati gli interventi che hanno ricordato Emanuele Macaluso, tra questi quello del Presidente del Senato Maria Alberta Casellati, Giuliano Amato, Vicepresidente della Corte Costituzionale, Francesco Giasi della Fondazione Gramsci. Per la Casellati, ricordare la figura del politico siciliano Macaluso significa misurarsi anche con la realtà di una politica che deve ritrovare un ruolo centrale in tutti gli ambiti della vita pubblica. Tra i messaggi anche quelli del compagno di partito e di politica, l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che in un messaggio ha dichiarato come la partecipazione e l'autorevolezza dei relatori e degli oratori, la pluralità delle prospettive e dei temi affrontati nella giornata testimoniano l'importante ruolo politico sempre unito e uno straordinario impegno sociale di Emanuele Macaluso. Napolitano conclude dicendo che la perdita di Emanuele Macaluso ha rappresentato per me ancora oggi un dolore attuale per la perdita di un'amicizia basata su una comunanza di sentimenti umani e di posizioni ideali e politiche. Emanuele Macaluso è morto a Roma lo scorso 19 gennaio all'ospedale Gemelli di Roma per gravi problemi cardiaci. Macaluso, originario di Caltanissetta, fu anche componente della segreteria del Partito Comunista. Chiamato dal segretario Palmiro Togliatti ancora giovane, fu membro della corrente riformista migliorista e fu anche direttore dell'Unità dall'82 all'86. Signor Presidente della Repubblica, parlamentari, autorità, gentili ospiti, desidero ringraziare i gruppi parlamentari del Partito Democratico e la Fondazione Gramsci per aver promosso questo convegno che sono contenta di poter ospitare il Senato. Desidero rivolgere in particolare un deferente saluto al Presidente Mattarella. La sua presenza, signor Presidente, oltre a rendere ancora più prestigioso questo appuntamento, sottolinea la ricchezza di valori che si rinviene nell'eredità morale e politica di Emanuele Macaluso. Devo leggere alcune righe che il Presidente Napolitano ci ha inviato. Mi spiace davvero che le mie condizioni di salute non mi consentano di essere presente al convegno in ricordo del caro amico e compagno Emanuele Macaluso. La presenza del Presidente della Repubblica, che ringrazio sentitamente assieme alla Presidenza del Senato, alla Presidente del Senato per la partecipazione, così come l'autorevolezza dei relatori e degli oratori, la pluralità delle prospettive e dei temi affrontati in questa giornata testimoniano l'importante ruolo politico sempre unito a uno straordinario impegno sociale di Macaluso. Tutto ciò conferma ancora una volta il profondo rapporto che egli ha sempre avuto e saputo coltivare fino all'ultimo con quel che si muove
più vivo e genuino, abbracciando diverse generazioni nel mondo politico, nelle istituzioni e nella società italiana. La scomparsa di Emanuele rappresenta per me ancora oggi un dolore attuale per la perdita di un'antica amicizia basata su una comunanza di sentimenti umani e di posizioni ideali e politiche. Giorgio Napolitano. E Lina alla regia per i consigli sugli acquisti. E finalmente è arrivato anche il pianoforte a coda alla scuola Tommasi di Lampedusa a Palma di Montechiaro, un obiettivo che la dirigente scolastica Laura Sanfilippo si era prefissato da quando è arrivata in istituto nel lontano 2012. C'è il servizio. Finalmente è arrivato il pianoforte a coda tanto atteso alla scuola Tommasi di Lampedusa a Palma di Montechiaro, un obiettivo che la dirigente scolastica Laura Sanfilippo si era prefissato da quando è arrivata in istituto nel lontano 2012. Lo strumento musicale è stato acquistato grazie a un progetto che la scuola ha realizzato, un ottimo segnale di ripartenza. Bene, finalmente è arrivato il pianoforte a coda. È arrivato finalmente. Dov'è la preside? Finalmente ci siamo. Segretario, finalmente. Finalmente ci siamo, ce l'abbiamo fatta. L'obiettivo che mi ero prefissata quando ho messo piede in questa scuola nel 2012 era proprio quello di poter donare a questa comunità educante un pianoforte a coda. Era difficile poterci riuscire per un istituto comprensivo ad indirizzo musicale, perché noi non abbiamo i fondi dei licei musicali, abbiamo poche risorse. Ma finalmente è arrivato un progetto Monitor 440 che prevedeva la possibilità di fare scuola all'aria aperta con la bellezza della musica. Quindi noi faremo la nostra ripartenza con la socializzazione degli alunni, con momenti di gioia all'aperto sotto le note musicali, grazie alla magia della musica. Questo lo raccogliamo, togliamo questo. Voilà. E voilà. Quattro le misure cautelari per componenti di una baby gang che operava su treni nel Messinese. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Messina e di Taormina hanno eseguito 4 misure cautelari, di cui 2 in carcere disposte dal GIP del Tribunale per i minorenni di Messina nei confronti di 4 minorenni indagati per il reato di tentata rapina in concorso. Gli indagati, fra i 15 e i 17 anni, tutti originari del Messinese, a seguito delle indagini svolte dagli operatori della Polfer di Messina e di Taormina, sono ritenuti responsabili di un tentativo di rapina avvenuto l'8 settembre scorso, ai danni di un passeggero a bordo di un treno nella tratta tra Messina e Catania. I poliziotti, dopo aver raccolto le testimonianze della vittima, un 43enne italiano, e di alcuni passeggeri e dopo aver visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle stazioni ferroviarie messe a disposizione dalle Ferrovie dello Stato italiane, protezione aziendale, sono riusciti, tramite riscontri incrociati, a individuare i presunti autori della rapina. 3 degli indagati sono già noti alle forze dell'ordine. Questa è la ricostruzione dei fatti. Mentre uno dei 3 si era posizionato all'ingresso della carrozza dove viaggiava il 43enne, al fine di bloccare l'accesso ad altri viaggiatori, gli altri ragazzi gli hanno intimato di consegnargli il denaro in suo possesso. A rifiuto dell'uomo si sono scagliati contro di lui, colpendolo ripetutamente al fine di sottrargli l'orologio e il borsello. Solo l'intervento di 2 passeggeri attirati dalle grida provenienti dalla carrozza attigua hanno posto fine all'aggressione e ha consentito di allertare, tramite il capotreno, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Taormina, che hanno soccorso
il malcapitato. L'uomo, che presentava diverse escoriazioni, ha riferito ai poliziotti che i giovani si erano dileguati scendendo repentinamente dal convoglio. La baby gang è stata adesso sgominata grazie alle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria ed eseguite dalla polizia ferroviaria. 2 giovani sono stati condotti in carcere, mentre altri 2 minori sono stati collocati presso 2 diverse comunità individuate dalla direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, con sede a Palermo. E seguiamo ora un'interessante intervista ai filosofi Di Filippo, Amoretti e Frega. Il nostro obiettivo è rimanere ovviamente all'interno della cornice del festival, quindi parlare di futuro sostenibile, di come gestire i cambiamenti, non soltanto in riferimento a tutta questa strana vicenda che abbiamo vissuto fra quarantena e Covid, ma anche rispondendo a interrogativi che già da circa 20 anni ci poniamo, ovvero come coniugare la accelerata che la scienza dà alla tecnologia con la nostra mentalità, la necessità di essere anche educata al futuro in termini di etica, di solidarietà, di pensare comune. In quanto filosofa cercherò di mostrare come comunque la filosofia abbia ancora un ruolo nella nostra società contemporanea e si spera avrà un ruolo per il futuro. È stata messa da parte un po' forse perché è troppo accademica per certi aspetti, un po' complessa in una società che diventa sempre più banale, sempre più semplificata. Filosofia per i prossimi umani è il testo scritto da Francesco De Filippo, Maria Frega, che converseranno con Cristina Moretti, docente in filosofia all'Università di Genova. Oggi sia necessario avere un obiettivo comune guidato appunto dalla filosofia, che è capace di orientarci fra le fantastiche offerte della ricerca scientifica. Non è una disciplina vecchia, non è una disciplina ormai che può cadere in disuso, ma è una disciplina viva che può dare un contributo importante per comprendere il presente e il futuro che ci attende. Secondo noi in questo momento così difficile di disorientamento sociale, in cui il progresso tecnologico è enorme, noi siamo dietro lì a rincorrere i cellulari, i dispositivi, la genetica, l'eugenetica e quant'altro, probabilmente occorre invece una chiave di lettura che può darci solamente la filosofia, facendoci capire dove siamo, che cosa stiamo facendo e soprattutto dove andremo probabilmente. Ripartiamo dall'uomo, ovvero diamo centralità. Noi crediamo in un nuovo umanesimo, si può ripartire dopo questi 2 anni di pandemia da determinati valori. Non possiamo prescindere dalla centralità dell'uomo e per far questo abbiamo bisogno di ripartire da valori. La filosofia è tra questi. Penso che ci sia molta più voglia di filosofia rispetto a pochi anni fa, non è ancora così forte, forse non parlerei proprio di voglia, c'è necessità, ci sono tante iniziative di divulgazione, fa capire che è necessario che la filosofia abbia un linguaggio, un'apertura che finora si è negata. C'è l'esigenza per comprendere quello che stiamo vivendo, per riuscire a dare un senso alle varie situazioni che appunto ci accadono e per cercare anche di capire dove queste possono andare. Il progresso tecnologico ha avuto un'accelerazione spaventosa in questi ultimi anni e quindi la filosofia non riesce a stare dietro. Come dice il professor Martinelli, sostanzialmente l'essere umano è la stessa macchina dei dipinti rupestri di 70.000 anni fa, però tra 70.000 anni fa ed ora il mondo è cambiato completamente. Noi abbiamo la stessa modalità di pensiero, gli stessi meccanismi e gli stessi organi, da questo punto di vista dovremmo invece adeguarci. Bisogna distinguere appunto la freddezza dalla freddura, dalla profondità del pensiero, siamo capaci di farlo? Il cuore dell'uomo può contenere qualunque cosa, può anche andare al di là appunto della freddura, partire da lì per una riflessione comune, solidale e profonda. Fino a un certo punto le discipline umanistiche e le discipline tecniche, scientifiche hanno viaggiato di pari passo, poi a un certo punto la scienza è andata avanti, ha dato questa accelerazione diciamo intorno alla seconda metà del 1800, quando la società diventa molto più complicata. Alla fine c'era bisogno in qualche modo di capire che cosa stava succedendo, fare in modo che i docenti escano dall'alveo dell'accademismo, degli atenei e in qualche modo si misurino come fanno i sociologi, come fanno gli psicologi, si misurano con la realtà, con il contesto attuale. È intanto stato di allerta all'isola di Vulcano, il servizio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio a livello di allerta giallo
per l'isola di Vulcano nell'arcipelago eoliano, d'intesa con la struttura della Protezione Civile della Regione Siciliana e con il parere concorde della Commissione per la prevenzione e la previsione dei grandi rischi, il Dipartimento ha valutato variazioni significative di diversi parametri del monitoraggio vulcanico, rilevata nelle ultime settimane dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, e dall'Istituto per il CNR IREA. Sono state ritenute quindi necessarie, per precauzione, alcune misure e iniziative aggiuntive per la gestione del rischio sull'isola. Grazie all'efficiente integrazione della comunità scientifica nel sistema di protezione civile, oggi possiamo contare sui sistemi di monitoraggio e sorveglianza vulcanica che ci consentono di seguire con grande attenzione l'evoluzione dell'attività dei nostri vulcani attivi, dichiara Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Ed è quello che stiamo facendo a Vulcano, con il livello di allerta giallo, cui possono seguire l'arancione e il rosso, oppure il rientro al livello ordinario verde, dichiara Fabrizio Curcio. È molto importante che ci sia una piena consapevolezza del rischio, senza allarmismi, ma con grande responsabilità. E passiamo ora alle notizie sportive. La squadra dell'Akragas incontrerà domani la squadra del Dolce Onorio. La gara si disputerà nel campo sportivo di Marsala. Sull'evento abbiamo sentito anche il dirigente sportivo Cammarata e l'allenatore dell'Akragas. Akragas in trasferta a Marsala contro i giovani del Dolce Onorio, compagine che sta attraversando un periodo poco felice e che sta cercando di rialzarsi. Assieme alla Pro Favara si ritrova a 0 punti in classifica generale dopo 3 turni di campionato. Di contro un Akragas voglioso di conquistare l'intera posta in palio per scalare ulteriormente la classifica generale. Ricordiamo che il Marsala è anche l'unica squadra a non aver realizzato alcuna rete ed ha al passivo 7 reti subite. Per questa gara il tecnico Giuseppe Anasasi può contare su una rosa ampia, compreso l'ultimo arrivato Rodrigo, un difensore della Costa d'Avorio classe 2000 proveniente dal Troina. Unico assente forzato per scontare l'ultima giornata di squalifica è il centrocampista Majorano, che rientrerà in occasione della sfida di domenica prossima dell'Esseneto contro il Bazzara. Per quanto riguarda le agrigentine del girone, l'Unitas Sciacca sarà ospite della capolista Nissa. A Casteltermini sarà derby con il Canicati, mentre il Pro Favara riceve al Brucolere il CUS Palermo. Il derby Casteltermini-Canicati è stato affidato a Nicola Melodia di Trapani, mentre la trasferta di Marsala dell'Akragas è stata affidata a Francesco Polizzotto di Palermo. La sfida di Caltanissetta tra Nissa e Unitas Sciacca sarà diretta da Rosario Zangara di Palermo ed infine Pro Favara CUS Palermo assegnata a Mattia Maresca di Napoli. Comunque queste le altre sfide della giornata: Castellammare Don Carlo Misilmeri, Mazzara Parmonval, Monreale Mazzarese e Marineo Enna. Questa gara è stata rinviata a data da destinarsi. Mister Anastasi, domenica la sfida fuori casa contro il Marsala. Sulla carta sembra una partita abbordabilissima per i biancoazzurri, ma servirà tanta concentrazione per evitare spiacevoli conseguenze. No, ma io se dovessi sentire un mio tesserato, un mio calciatore dire una cosa di questa qua, credo che per tutto l'anno se ne va in tribuna, anche perché prima di tutto ci vuole rispetto per le squadre avversarie, ci vuole rispetto perché fanno sacrifici anche loro come le facciamo noi, anzi a maggior ragione se uno si guarda dietro e vede che ci sono cose un po' più negative rispetto alla nostra, quindi il rispetto va raddoppiato. Detto questo, noi dobbiamo andare a fare una partita importante, perché secondo me qualsiasi avversario incontri l'Akragas, secondo me metterà sempre quel picco in più rispetto alle altre. Domenica è comunque l'occasione buona per dare continuità ai risultati. Ma, ripeto, io sono uno che non guarda nella classifica, ancora è troppo presto per guardarla, non guardo gli altri, guardo me stesso, la concentrazione deve essere sempre quella e non c'è altra cosa di mettere in cascina più punti possibili. La vittoria di mercoledì contro lo Sciacca innalza ulteriormente il morale dei biancoazzurri? Più che il morale risalta un attimino la consapevolezza. Noi dobbiamo essere consapevoli di essere una buona squadra, non un ammazzacampionato, perché ripeto, in questi campionati qua c'è bisogno anche di giocare di spada ogni tanto e non sempre di fioretto, quindi mercoledì hanno fatto
una grossa partita, sono stati concentrati dal primo all'ultimo, chi è subentrato ha fatto una gran partita, quindi ecco, questo mi lascia sempre ben sperare, però dobbiamo essere concentrati partita per partita. Sì, no, per noi è una partita come le altre, anche se il Marsala, come dici tu, è l'ultima della classe, però queste sono le classiche partite che nascondono tante insidie. Andremo lì, affronteremo il Marsala rispettandolo come avversario e cercheremo di fare la nostra partita. Soddisfatto finora del cammino dell'Akragas? Sì, dai, siamo soddisfatti, anche se abbiamo ancora ampi margini di crescita e di miglioramento. Penso che senza la disavventura della penalizzazione saremmo in testa alla classifica anche noi, ma ancora è presto per parlare di classifica perché siamo appena alla quarta di campionato. Che messaggio vuole lanciare alla squadra? Ma la squadra parliamo quasi tutti i giorni, il messaggio, la squadra non ne ha di bisogno di messaggio, ormai la squadra è matura, sa qual è l'obiettivo che vuole raggiungere la società, la città e i nostri splendidi tifosi, perciò sotto questo aspetto sono tranquillo. Il mercato dell'Akragas è ancora aperto, novità in vista? Sì, a ore dovremmo annunciare un nuovo arrivo e settimana entrante molto probabilmente arriverà un altro arrivo. E anche altre squadre del calcio agrigentino delle altre categorie saranno impegnati domani. La panoramica di Carmelo Lentini. In Serie D Girone I, dopo l'amara sconfitta esterna sul campo del Biancavilla, il Lecata rende visita al forte Gelbesson, che guida attualmente la classifica generale con 6 punti. La compagine licatese, che di punti ne ha 3, guidata da Pippo Romano, guarda questa nuova trasferta con particolare fiducia per rafforzare l'attuale graduatore che la vede a metà classifica. Scendendo di categoria in promozione, Girone I, Girone A, le due uniche agrigentine saranno impegnate. Il Camarat Casteldaccia, compagine che ha gli stessi punti in classifica generale, mentre il Raffadali torna in casa per ospitare il Forte Lascari, attuale vice capolista del torneo. In prima categoria esordio casalingo sul nuovo terreno in erba sintetica dell'Empedoclina, che dovrà vedersela con il Forte Bagheria Città delle Ville. La compagine Granata intende riscattare la sconfitta di misura rimediata alla prima sul rettangolo di gioco del Don Bosco Mussomeli. Sarà derby tutto agrigentino invece a San Giovanni Gemini, dove a sfidare la compagine locale sarà l'Atletico Favara, attuale capolista del girone. L'arbitro di questa gara, per ricordarlo, è Filippo Terranova di Marsala. Interessante invece la gara del Saraceno, dove il locale Ravanusa affronta il Master Pro di San Cataldo. Nel campionato di serie e di seconda categoria Girone B, il Campobello sfida in Casteljeda, mentre sarà derby a Sant'Angelo Mussaro, dove a sfidare i locali del Muxar sarà la Virtus Favara. Nel Girone A, infine, esordio esterno dell'Alessandria della Rocca in quel di Castronova, in una gara che promette scintille. E sempre in merito alla donazione del sangue, l'ADAS effettuerà domani 2 raccolte mobili, una a Favara in piazza Cavour e l'altra a Naro presso la casa contemplativa di piazza Sant'Agostino. Le raccolte al solito saranno operative dalle 8 alle 12. Ai donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi di laboratorio effettuate in occasione della donazione. Si comunica inoltre che la scrivente Associazione ADAS si è trasferita in via Manzoni 181. Bene, questo è tutto per l'informazione quotidiana di TV Notizie, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.